no, infatti. Allora, ritorniamo insieme. Io avevo chiesto ai nostri inaspettati ospiti, però, capire adesso qual è la vostra situazione, perché noi abbiamo visto all'inizio un filmato dove si parlava di intervento anche del ministro Zanonato, e qui si ricollega a un fatto. Eppure abbiamo un ministro che è stato sindaco della città di Padova, che ha avuto le file degli imprenditori possibili e immaginabili a chiedere determinate cose, eppure è veneto, eppure conosce la realtà, eppure è ministro, eppure ha fatto qualcosa, perché da qua torniamo al solito discorso. Sì, magari lo nomini direttamente, qua non è stato il caso, però lo conosci direttamente, in carne e ossa, caspita, conosci questa benedetta realtà, ci ha vissuto e ci vive dentro. Finalmente abbiamo ministri veneti. Esatto, finalmente un ministro per il settore, giusto? Ma fa qualcosa, ha fatto qualcosa, sta facendo qualcosa, perché non sembra tantissimo che si riesca. Quindi a questo punto andare a Roma vuol dire impantanarsi anche lì. Credo che la ditte che per Zanonato sia una bella palestra per dimostrare che se vogliamo salvare il futuro dei nostri lavoratori bisogna mettersi proprio di busto buono. Esatto, ma e che qua cosa... ce n'è da fare e credo che sia adesso un fatto di giustizia. Voglio dire questo, il ministro Zanonato comunque ci è stato vicino da subito. E tra l'altro uno dice ma non ha fatto niente, non ci sono leggi che... No, vi ho provocato, io voglio sapere quindi, cosa... Nemmeno se era il ministro Gianni Tosi non faceva niente, per dire un nome, perché non c'è nessuna legge che può vietare questo nel nostro territorio. Quindi lui si è fatto portavoce e ha detto fate il meglio che potete fare. Siamo riusciti a fare il meglio, ma se non facciamo un qualcosa, non portiamo avanti un'interrogazione, una proposta di legge che tuteli il territorio, sia quello nostro che quello nazionale, nessun ministro potrà mai fare niente. Perché non c'è niente da appigliarsi. In Francia, alla fonderia dove facevano i giunti da Tour Eiffel, quando la multinazionale voleva vendere, ha detto no. Hollande ha detto me la tengo io e in 3 anni la vendo. Perché noi non possiamo fare questa cosa? La Grafica Veneta ha vietato proprio in questo mese, quello passato, di acquistare un'azienda francese. Infatti, lo Stato si è messo in mezzo. Certo. Ci vuole una strategia, voglio dire. Anzi, ringrazio anche il ministro che ha partecipato alla nostra lotta, anche perché siamo un'azienda, insomma, va bene, importante, ma no a livelli, diciamo, internazionali elevatissimi. Però, voglio dire, vogliamo far squadra e vogliamo far vedere ai cittadini che sta cambiando qualcosa? Vogliamo prendere la credibilità dei cittadini? Dicevo che ci sono quasi il 30% di non votanti. È un partito, il maggior partito italiano, quello che non vota? Perché? Perché non c'è la sicurezza, non c'è niente. Quindi come può un investitore straniero credere in un paese dove i stessi cittadini non credono al suo paese? Dobbiamo prima crescere dentro e dopo facciamo vedere fuori. Io la vedo così. Ma se c'è una cosa di cui sono personalmente sicuro è che il ministro Zanonato ha seriamente a cuore il destino delle imprese italiane, in particolare di quelle venete. Quindi non posso pensare che non prenderà tutte le iniziative necessarie per supportare queste grosse difficoltà. E per ritornare... No, ma è quello il discorso, esatto, ma anche che quello è il problema, cioè, figurarsi se un esponente politico del territorio non prende a cuore una situazione del territorio, sarebbe paradossale. Secondo me la cosa peggiore appunto è che non ha gli strumenti e allora vuol dire che ti impastoi nella burocrazia romana, come dicono molti, perché poi tanti ce l'hanno detto, altri veneti che sono andati a Roma. Ed è quella la tragedia, secondo me. Adesso non so se il consigliere Peraro ha avuto un'esperienza di un assaggio romano di difficoltà, ma è questo che a noi terrorizza, perché vuol dire che non ne veniamo fuori. Cioè, secondo un ministro, la burocrazia è perversa nel nostro paese perché trova si autoalimenta, si autodifende, trova origini si autotutela, nel clientelismo esasperato, trova origini in tutte quelle che sono le pastoie per poi creare posti di lavoro all'interno con il parente e mica il parente. Quindi dobbiamo ritornare a quella che è l'economia della gestione familiare fatta dalle nostre vecchie casalinghe che sapevano reggere i 4 cantoni della casa in maniera seria, ed è alle donne che facciamo anche un forte sollecito di intervenire in questo che è il mondo difficile della politica, il mondo difficile della burocrazia. Credo che le donne possano veramente molto perché hanno una predisposizione all'economia molto più forte. E credo che nell'ambito della politica potrebbero fare veramente molto di più. Colgo l'occasione per fare anche gli auguri a una di queste signore, che è mia moglie, che oggi sono qua, ma è il suo compleanno. Bravo. Ah, beh, allora facciamo gli auguri da tutti noi. che ci seguirà sicuramente. Ci uniamo. Esatto.
Prego, a lei la parola. Allora, il percorso è che non si vede una volontà di fare, perché io in vari convegni, in varie cose che abbiamo fatto e che ci siamo incontrati, vedo che anche i politici sanno perfettamente quali sono le priorità, quali sono i bisogni dell'Italia e degli italiani, le conoscono perfettamente e se non le conoscevano in questo periodo di grida e di dolore le hanno imparate a conoscere. Quindi ormai non è più che noi dobbiamo dire o fare l'elenco di cosa serve per rilanciare l'Italia. Si sa benissimo cosa serve per rilanciare l'Italia. Sono 3-4 priorità in assoluto che il governo delle larghe intese, che poi è delle lunghe attese e dell'inefficienza, doveva fare. La legge elettorale, rilanciare subito un paio di iniziative di costo del lavoro e di cuneo fiscale, dare un po' di ossigeno alle imprese e lasciare un po' più di soldi nelle buste paga dei dipendenti. Quelle erano 2, 3, 4 cose che dovevano fare. Lo sanno perfettamente, ma la volontà politica è che ci sono delle cartelli elettorali totalmente all'opposto. Si fanno ancora le battaglie dell'IMU o non dell'IMU, si fanno ancora le battaglie dell'IVA o non dell'IVA. Intanto l'IVA è aumentata lo stesso. L'hanno aumentata, intanto l'IMU, la seconda rata, si chiamerà service tax, neanche più service tax. Di ieri la notizia che si chiamerà con un altro nome, non mi ricordo quale, è triste. Più si mescola meno si riconosce. Però dicono che le somme, una volta era il teorema di Pitagora, che la somma del quadrato, cioè le somme delle varie aliquote sarà maggiore addirittura della IMU, della vecchia... Ma così sarà. Quindi dove siamo? Dobbiamo cercare di fare quelle 3-4 cose che è possibile fare. Molti speravamo nella novità di alcuni movimenti che non si vogliono chiamare partiti, che dovevano portare la grossa novità. Questa grossa novità non c'è stata, era un po' la speranza di molti italiani. Si sono tenuti fuori dal governare perché anzi, è troppo si sono tagliati in molti casi, ha ragione, si sono tagliati fuori dove potevano fare. Sì. Abbiamo fatto delle scenette comiche in Parlamento, ci sono delle risse che disonorano il Parlamento italiano a livello proprio di maleducazione e di verbi, di parolacce e di cose. Non si riesce neanche a eleggere il capo dello Stato che si è dovuto... Noi siamo in Repubblica presidenziale oggi come oggi, cioè la nostra Costituzione è cambiata, cioè Re Giorgio e fa il governo, disfa e fa quello che vuole, senza che nessuno abbia votato per la Repubblica presidenziale, ma sono 2 anni che i governi, 3 anni che i governi li preparano a tavolino, perché le urne non riescono a darci una maggioranza precisa, quindi prima cosa legge elettorale, ma riescono a farla, speriamo, e dopo andare al voto sovrano del popolo, che è sempre... Fortuni stava dicendo. Sì, ma io penso che la credibilità del nostro sistema politico è proprio allo zero, quindi è la primissima, ora hai ragione, cioè, su questo, la primissima cosa è quella di fare una riforma elettorale che dia fiato alla politica e alla politica buona, cioè chi in Parlamento si permette di buttare all'aria le carte, buttare nell'instabilità il paese per anche fatti personali e via, cioè inenarrabili, ahimè, fa il male di tutti noi, su tutto il sistema, ed è così. Allora, la prima cosa, la prima pietra sicuramente è questa, bisogna che cominciamo proprio da zero, da lì, dalle regole della politica. Con una politica buona credo che si possano fare le cose che altri paesi hanno fatto all'inizio della crisi. All'inizio della crisi, mentre noi tiravamo via i soldi dalla scuola e dalla ricerca, la Germania ne metteva 90 miliardi, non milioni, miliardi sulla scuola, sulla ricerca, cioè investiva per il lungo periodo. Noi almeno adesso dovremmo quantomeno recuperare risorse con la spending review ed altro, non con i tagli lineari, perché chi ha già dato non può mica ancora tirar via. La nostra sanità ha sgrezzato il tutto, certo, ma ci sono, lo dicevamo oggi al convegno di stamattina, nella sanità ci sono pasti che costano 6 euro e pasti che costano 80 euro. Ma vogliamo scherzare? Ma dove dobbiamo andare? Allora, bisogna recuperare queste risorse mal tolte che alimentano un sottosistema che gratta la schiena agli italiani e mette a repentaglio le sorti della Repubblica, anche della stabilità.
Prima si diceva di chi protestava, Bravissimo. anche della ecco, stabilità. Ha toccato, infatti, mi ha letto nel pensiero che anche dire. Della stabilità. Allora, se abbiamo risorse, investiamo non a pioggia, ha ragione il consigliere, nelle aziende con l'incentivetto di qua e di là, anche con l'incentivo all'occupazione. Io prendo uno se mi serve. È dimostrato che gli importi a bando non hanno nessuna investo in aziende che fanno veramente innovazione, e ce ne sono tante, e ce ne sono che perché non ci sono risorse, visto che non ci sono risorse, non riescono a farlo e magari vanno laddove queste risorse qualcuno gliele garantisce. Che non rimangono utopia, perché questo se non ci mettiamo d'accordo neanche che i condannati debbano sedere in Parlamento, voglio dire, per fare innovazione si combatte su queste regole. Per fare innovazione nelle aziende bisogna portare dentro le nuove generazioni, la generazione digitale, cioè coloro che hanno il sapere che ha insegnato le nostre scuole, le nostre università, che pur con tutte le critiche che si può fare, quando vanno all'estero sono dei santi e se li godono loro perché sono in grado anche di dargli un lavoro dignitoso. C'è una grossa frattura. Solo le aziende innovative muovono tutto il resto. Anche questo è un grosso problema. Ecco, quindi i nostri giovani bisogna avere un asse strategico in testa di direzione di marcia, perché non c'è peggio cosa di chi gira attorno se deve avere una direzione di marcia. Prima di parlare la parola a Fabrizio, stavo dicendo una cosa che poi si collega. Allora, il problema fondamentale dell'occupazione dei giovani è che c'è una grossa frattura intellettuale fra la nostra generazione e la generazione dei giovani. Loro sono realmente avanti e quelli che sono avanti trovano facilmente occupazione all'estero e se ne vanno, e la nostra generazione che è ancora radicata a un vecchio modo di pensare il mercato, a un vecchio modo di sviluppare il mercato. Oggi il mercato viaggia a una velocità stratosferica. Dicevamo col passaggio generazionale che il molti passaggio generazionale, soprattutto che non hanno qui nel Veneto, non è mai decollato. E gli mancano i manager per mandare avanti l'azienda. Prego. Esatto, volevo dire anche questo discorso dei giovani e della ricerca. C'è una politica ormai da molti anni, una politica per modo di dire, che dice al giovane tu studi, poi vai via. Non ce li teniamo qua. Li mandiamo in Inghilterra, li mandiamo in America, li mandiamo in altri paesi e poi noi andiamo a comprare il brevetto che ha fatto un italiano all'estero. Sì, signore. Mentre poteva farlo qua in Italia tranquillamente investendo lo Stato in ricerca. Ma è proprio così. Questa la globalizzazione a sua epoca aveva detto. Sì, è vero, portiamo fuori il lavoro, quello a basso costo, quella cosa là, però noi investiremo in progetto, in ricerca. Non è stata fatta la seconda cosa. Mai in Italia. Mai. Anzi, abbiamo spedito i giovani ricercatori bravi, i giovani volenterosi all'estero. È stata fatta una politica questa, perché l'estero è meglio, perché si vive meglio, non è questa la realtà. In Italia abbiamo i più grandi ricercatori. Se vediamo le più grandi ricerche e innovazioni che sono state fatte, sono italiane. Non sono certo americane, neanche tedesche. Ma globalizzare significa coinvolgere la famiglia con l'imprenditore e coinvolgere la politica con la gestione della cosa pubblica. Certo. Ma è un coinvolgimento che deve partire da un'onestà intellettuale, non da un'onestà giuridica, perché dobbiamo cominciare a distinguere perfettamente quello che è il porsi in modo giuridico o porsi in modo intellettuale. Sono due cose assolutamente e totalmente diverse. L'onestà intellettuale dobbiamo farla riemergere perché c'è in ciascuno di noi. Vogliamo parlare dei costi della sanità? Che abbiamo toccato con mano proprio oggi. Vogliamo parlare di tante altre... Ecco, allacciandoci a questo discorso della dove sanità, le parole, mutuando anche un po' le parole che ha detto il Presidente Zaia, che però ritornano alla fin fine della stabilità sociale. Non tocchiamo la sanità dove questa è virtuosa. Consigliere, anche se lei di opposizione ricorre, ma lei stessa ha detto, dottoressa, che ha visto dei fenomeni che ci riportano a un brutto passato, perché infatti, poi il malessere collettivo porta alle degenerazioni. Non è che, quello voglio chiedere, che nessuno ci vuole ritornare. Consigliere, non è che una volta che i sfortunati perché hanno perso il posto di lavoro, fortunati perché, come si diceva, almeno voi avete la cassa integrazione, no? Quindi avete una copertura per un arco di copertura piccolo, però ce l'avete. È difficile da spiegare alla moglie che non è la stessa cosa di uno stipendio, però la cassa integrazione che prendi anche tanti mesi comunque, dopo. Abbiamo avuto decine di telefonate di persone che purtroppo sono state... Per carità, voglio dire che sono un lavoratore, diciamo, tra virgolette, fortunato, però questo non è... L'uomo ha bisogno di lavorare. Bravissimo. Il lavoro è una dignità, è la dignità dell'uomo. Volevo arrivare a questo. La calma sociale esiste dal momento in cui si dà la dignità alle persone di lavorare, giusto? Esatto.
Questa stabilità sociale, quando si va a toccare elementi fondamentali come la sanità, che la stiamo pagando tutti quanti noi, che l'hanno pagata loro, che la continuano a pagare tutti. Oggi c'è gente che non può farsi neanche le analisi perché non può pagare il ticket. No, abbiamo le liste d'attesa, per esempio a Padova di un anno. Per il problema, perché nella sanità siamo efficienti, ma io sono sempre dell'avviso, essendo se la si deve pagare a un certo punto, e se non hanno i soldi, come fanno? Un uomo d'impresa, di dire... Ma si può sempre fare meglio, vi posso assicurare che anche nel Veneto ci sono tanti doppioni di ospedali e strutture che potrebbero essere eliminati creando ulteriori risparmi. Il problema è storico a mio avviso ed è stato toccato bene dal Console. Noi nasciamo come un paese fondamentalmente agricolo fino agli anni 50. Siamo diventati di colpo un paese manufatturiero bravo, negli anni 85-90 abbiamo pensato che i servizi, il terziario fosse la soluzione dei nostri problemi. Invece di rimanere un paese molto manufatturiero che ci aveva dato la fortuna del miracolo economico italiano. Oggi riscopriamo che per essere competitivi dobbiamo ritornare manufatturieri perché quello che ci invidia il mondo, la nostra capacità di inventare, realizzare prodotti, noi abbiamo ad esempio nell'agricoltura, abbiamo le aziende agricole come dimensione media più piccole d'Europa, però hanno una produttività maggiore delle altre perché la capacità di lavoro che mettiamo sul prodotto realizzato e finito è migliore di altre. Quindi questa è la nostra capacità, questa è la nostra competitività nel mercato. Poi, come sempre in Italia, noi non vediamo mai che le opere vengano fatte o nel nostro giardino o nel nostro territorio. Quante possibilità di impresa abbiamo fatto, ci siamo lasciati fuggire dall'Italia nel settore ambientale, nel settore delle infrastrutture, perché nessuno le vuole sul proprio giardino. Se noi andiamo all'estero non è mica questa cultura che not in my garden, anzi portatela nel mio giardino, facciamo lavoro, facciamo occupazione e troviamo tutte le condizioni perché l'opera possa essere un'opera altamente tecnologica, innovativa, utile e che abbia un impatto zero nei confronti nell'ambiente. Questo non succede da noi. Quante opportunità di lavoro e di impiego ci siamo fatti piccola rettifica. Se non sbaglio c'era il signor Fabrizio da dire qualcosa oppure... No, volevo solo una piccola rettifica. Ritorno al manifatturiero, perfino in America Obama si è preso il Gary Pisano, il consigliere che è stato anche qua recentemente proprio per parlare del manifatturiero, perfino l'America è tornata sui suoi passi e ha detto se non sviluppiamo, se non creiamo, se non costruiamo qualcosa, non creiamo valore. E quindi sono ritornati e stanno ritornando al manifatturiero. Però attenzione, siamo perfettamente d'accordo, noi siamo gli strenui difensori, se non altro perché abbiamo gli iscritti soprattutto dentro il manifatturiero, insomma, è così. Ma attenzione, un manifatturiero oggi non è più quello della volta, deve essere un manifatturiero innovativo, perché se non crea valore aggiunto ci rastrellano la schiena e facciamo gli schiavi di altri paesi, noi facciamo i terzisti della Germania, l'automotive nostro viene fatto per la Germania e sempre di più, forse perdiamo anche il settore auto fra poco, andando avanti così, si portano via l'acciaio, viva Dio, dove vuoi andare? Se non produci l'acciaio in Italia, il manifatturiero crollerà di un altro 50%, quindi innovazione e trasferimento di ciò che si ricerca bene alla grande alle tecnologie che e abbiamo la fortuna di avere delle università che collaborano con l'imprenditoria. E potremmo fare in modo che fosse veramente incentivata questa collaborazione produttiva con le università anche straniere, estere, che stanno dando dei forti risultati, ma non c'è la ricaduta sul territorio perché poi non c'è l'imprenditoria capace di investire per portare avanti queste nuove tecnologie. È un'altra tragedia, prego. Diciamo sì, tutto giusto quello che si dice, comunque bisogna investire, ma non diamo neanche la possibilità alle aziende di investire, con la tassazione che hanno. Bisogna anche aiutare queste aziende se vogliono fare ricerca. No, ma c'è un altro dato di partenza. Manca l'iniziativa imprenditoriale. Noi dobbiamo guardare il loro caso, ma non perché siete voi. Oggi una persona dai 40 ai 50 anni e oltre, che viene espulsa dal mondo del lavoro, non rientra più. Noi facciamo parte. O troviamo delle leve di politica economica per farle, o questo, se no non rientra più. Io ho un modo di dire mio personale. Noi siamo una generazione che sa fare tutto o non sa fare niente, più la seconda che la prima. Perché siamo nati su una generazione che bastava inventarci, manufatturiero, il carpentiere, parliamo di cose così. Adesso ci vuole qualcosa di più.
Noi purtroppo facciamo parte di quella generazione, che non è facile ricollocarsi in un mondo così che cambia ogni secondo, perché non è facile io a 50 anni rientrare nell'azienda. Rientrare in un'azienda che vuole svilupparsi e vuole entrare nel mercato aggredendo il mercato, perché sono una figura, conoscenze diverse. Esatto, ho una conoscenza diversa da quello che può uscire adesso dalla scuola, e che è giusto che sia così, perché noi, ripeto, veniamo dal dopoguerra alla fine. Volevo una precisazione, però io rapidissimo, perché siamo in pubblicità, devo andare in pubblicità. No, era che non dobbiamo però essere così cupi, perché le aziende italiane che lavorano anche all'estero portano molto del loro personale per istruire quelli che sono là, perché non sanno fare niente. Qui addirittura esternalizzano perché trovano tanta altra gente sul mercato capace di fare, quindi noi abbiamo un know-how nelle mani, l'intelligenza delle mani, che è veramente la nostra grande, io ho avuto l'opportunità di avvicinare delle scuole di Bergamo, del bergamasco, eccetera. Si parlava del settore immobiliare, edilizia, eccetera. Questi giovani dell'ultimo anno erano allibiti da quello che il mercato del lavoro chiedeva, le aziende chiedevano per essere competitivi nel settore innovazione, immobiliare e via dicendo, e costruzioni. E hanno detto: noi usciremo da questa scuola che non saremo assolutamente in grado di affrontare questo. E l'hanno detto studenti di istituti tecnici, cioè proprio allibiti da quello che era richiesto, ma proprio era un convegno tecnico. Allora, e non sono stati gli unici, perché poi in altri ambiti altri studenti hanno detto le stesse cose. Gli insegnanti interpellati hanno detto: noi non siamo stati formati per essere all'altezza di dare una preparazione adeguata alle nuove istanze, e non abbiamo i soldi per queste nuove tecnologie che dovrebbero essere portate nelle scuole per spiegarle e farle toccare con mano agli studenti. Quindi attenzione che anche i giovani che escono dalle scuole non è che sono il top di 30 secondi, non di più. Vengo sabato da un anniversario di 45 anni di attività di una scuola, porta 300 giovani ogni anno all'estero, porta progetti formativi con le aziende che gli chiedono le figure, crea le condizioni perché il giovane possa trovare l'occupazione o che sia in grado di rispondere alle esigenze del mercato. Ho capito qual perché la scuola deve lavorare in simbiosi con l'imprenditore e con l'università. Se queste tre cose non si uniscono, ognuno va per la sua strada e non si produce. E adesso noi andiamo a interrompere la strada della pubblicità. Pubblicità, torniamo insieme tra poco. Bravissima. Comunque se mi